Slow tour in barca lungo le coste siciliane. Continuando verso sud-est siamo a Favignana, isole Egadi, solo 4 miglia al largo di Trapani. Per i greci era Egusa, l'isola delle capre, per gli arabi era l'isola dell'Eremita, che stava appunto in cima al monte di Santa Caterina, e per i poeti è la farfalla sul mare, a causa della sua forma. Siamo pronti, come vedete, per andare a vedere una cosa molto interessante che c'è qui a Favignana. Sono le cave. Guarda, Qui la storia è scritta nella roccia. questa strada si vedono ancora i segni dei cavi Eh sì, certo. che scendevano giù per prendere il materiale dalle cave. Ma la cosa più straordinaria è che su quella montagna hanno trovato una serie di tombe fenicie. Dai Zoe, vieni che andiamo dentro alla cava più antica di Favignana. Qui c'è un cuore. Ma non è antichissimo. Però c'è anche la dea Tanit. Dobbiamo vedere, vieni Zoe. Tanit, la divinità venerata dai Fenici. Ma è enorme, guarda. Sembra Busimbel, non so, è fantastico. Ci siamo quasi perse addentrandoci tra i cunicoli scuri. Ma a un tratto, per fortuna, incontriamo delle persone di qua, in visita come noi, ma molto più esperte. E suo nonno come si chiamava? Benedetto Azzaro, detto il carciariere. Il Benedetto sapeva tutto allora. Sì, lavorava qua. Aveva lui. lavorato qua e adesso ci ha fatto vedere come uscivi dal cunicolo. Si scendeva, c'era un altro cunicolo qua dietro. E che cosa succedeva? E continuava all'interno delle montagne fino ad arrivare verso Valarossa. E le antiche cave dismesse qui a Favignana sono sempre state riutilizzate come abitazioni. Adesso qui ci hanno fatto un modernissimo albergo. È proprio Quindi tipico, è nell'idea, diciamo, è nell'idea di chi vive a Favignana utilizzare la cava. Prevalentemente materiale edilizio. Si crea il vuoto e nel vuoto ci si vive perché è una protezione. A parte le famose stanze dello scirocco in genere sono calate Certo. nella roccia e che è più fresca. Quanta gente lavorava qui? Favignana aveva un'economia che era divisa in 3 grandi settori: l'agricoltura, la pesca e l'estrazione della calcarenite. E che non è tufo, No. ma è invece di una... Calcarenite perché è di origine marina. organica. Animaletti, molluschi, Che si sono echinodermi, sedimentati. che si sono sedimentati poi con le varie glaciazioni. Hanno Sono dato sedimentati al punto si da sono arrestare, compressi. sì. Forse i venti prevalenti li hanno spinti e hanno preso questa forma che è arrivata fino a questa parte centrale dell'isola dove siamo noi ora. Intanto io ho fatto una scoperta. Questo è il primo porto naturale dell'isola, porto ovviamente fenicio, e quella è la grotta con il segno di Tanit. Vado! Dove vai? Cos'è questa roba? Beh, sai com'è? Si è messa in scena. C'è luce? Sì, Così ce n'è 2? sì. Così? No, così è una discoteca. Va bene. Ok, ti do gli occhiali perché tanto gli occhiali da sole non servono. Aspetta, comunque però ci sono. Vabbè, vado. Dai, è incredibile però, essere in un porto naturale così antico e andare a vedere una Tanit in una grotta. Bellissima! Ecco, guarda il cavallino. È un alfabeto. E laggiù Tanit, nella sua forma a Psi, che io ho visto come forma arcaica a Delfi, che viene rappresentata da questo tridente come con le braccine alzate e che si collega a Poseidone, il re del mare, e a tutto quello che poi dopo successivamente nella Grecia classica diventa appunto l'eredità di Apollo. Oh, c'è un'altra scritta qua. Cosa? Ciro. Ciro? Cosa vuol dire? Un collegamento coi persiani o un pizzaiolo che è venuto qua a festeggiare con la sua fidanzata? Beh, vuole dire che sia nell'antichità che al giorno d'oggi l'uomo vuole lasciare un segno della sua presenza.